Buona giornata e buona domenica, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. Insieme come ogni giorno fino alle 13:30 con la cronaca e gli approfondimenti di questa ultima domenica di Carnevale. Ma cominciamo subito con la cronaca, con una vicenda davvero incredibile che ci arriva dal Padovano. È la storia di una ragazzina di appena 15 anni che si era iscritta ad un sito di incontri a luci rosse ed adescava i clienti per procurarsi il denaro necessario all'acquisto di alcol e droga. Ad accorgersi che qualcosa non andava è stata la madre della giovane, dopo aver trovato nel telefonino della figlia dei messaggi dal contenuto inequivocabile: 100 euro per un rapporto sessuale. Sono così scattate le indagini da parte della polizia postale, volte a ricostruire l'attività della ragazza ed identificare gli uomini che avevano incontrato la quindicenne online o in incontri di persona. È stato appurato che circa 30 uomini si sarebbero intrattenuti in chat con la quindicenne. In 10 casi invece si è consumata la prestazione sessuale. La Procura distrettuale di Venezia, competente per questo tipo di reati, ne sollecita il rinvio a giudizio con l'accusa di prostituzione minorile, perché secondo l'accusa non potevano essere al corrente che quella ragazza fosse minorenne. Si tratta di un reato che prevede condanne da un minimo di 6 ad un massimo di 12 anni di carcere. I clienti avevano un'età compresa tra i 22 e i 49 anni d'età. Ed ancora cronaca con una notizia che ci arriva da Rovigo, dove nella notte verso le 2:15 i vigili del fuoco sono dovuti intervenire in via Amendola per la fuoriuscita autonoma di un furgone finito rovesciato su un fianco sotto il piano stradale nel fossato, e i pompieri che sono appunto immediatamente accorsi sul posto hanno estratto il passeggero del furgone, che era rimasto incastrato, ed è stato preso in cura dal personale del SUEM 118. L'uomo è stato stabilizzato e trasportato all'ospedale. Fortunatamente illeso invece il conducente del furgone, che è riuscito a venirne fuori autonomamente. Nel frattempo sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato per i rilievi del sinistro e le deviazioni in loco del traffico. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un'ora, quindi poco prima delle 4 del mattino. La cronaca ora ci porta a Treviso con l'ennesimo caso di aggressione alla stazione delle Corriere. Ieri pomeriggio c'è stato l'ennesimo caso, quello di un 47enne straniero che è stato aggredito da 2 minorenni, un kosovaro ed un italiano. Entrambi sono stati poi identificati dai carabinieri. E venerdì un altro episodio ancora, con un gruppo di giovani che ha malmenato un minorenne tentando di rubargli il telefonino, le cuffiette ed una collana. Sentiamo. C'è stata un'aggressione qui sul tunnel che porta alla stazione delle Corriere. È stato aggredito un ragazzino e derubato delle cuffiette del telefonino, e riferiscono che abbia anche subito un taglio sul palmo della mano. Tutti minorenni. Un'aggressione in piena regola in pieno giorno all'uscita di scuola, quando all'autostazione ci sono centinaia di ragazzini in attesa di rientrare a casa. A raccontarlo anche una mamma trevigiana preoccupata, con il parapiglia seguente che è stato generale. Sono da poco passate le 13 di venerdì, quando nella galleria tra il piazzale delle Corriere e via Roma a Treviso si vivono attimi concitati. E qui, stando a diverse testimonianze, che un minorenne viene accerchiato da alcuni coetanei e malmenato. Nel mirino un paio di cuffie, un cellulare e una catenina. Lo conferma un ragazzo marocchino che dice di aver assistito alla scena e fa intendere di conoscere alcuni dei protagonisti della vicenda. Parla poco l'italiano, ma si fa capire. 2 o 3 ragazzi Volevano derubare questo, volevano portare via le cuffiette a questo ragazzo. Sì. Cuffiette e cellulare. Cuffiette e cellulare. Sì. Ma hanno usato anche un coltello? Un coltello? Un coltello? No. Insomma, da chiarire se sia stata usata un'arma da taglio. Di certo sul posto sono subito intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, una presenza che non è passata inosservata. Ho visto che c'era tanta polizia e
e vabbè, cioè, mi ero anche preoccupata, però cioè, so che comunque la polizia sa tenere sotto controllo queste situazioni, soprattutto ultimamente. Purtroppo non è il primo episodio che accade, insomma speriamo sia l'ultimo. Io quello che chiedo, se può essere un'idea, di mettere dei controlli fissi proprio nell'orario dell'uscita dei ragazzi da scuola, che forse quello magari è un po' un deterrente per evitare che succedano queste cose. Quindi non solo la sera, il problema c'è anche proprio in piena luce. Sì, sì, assolutamente sì. I giovani vanno ascoltati, giudichiamo troppo velocemente, a dirlo è Francesco Nola, fotografo che per 3 anni ha immortalato le bande di giovani alla stazione di Treviso. In 2 anni e mezzo, praticamente dal 2019 circa al 2021, ho raccontato un po' questo fenomeno che per convenzione chiamiamo baby gang, ma sono ragazzi che vorrebbero essere ascoltati. Dipendente della pubblica amministrazione ed ex allenatore di calcio, Francesco Nola non si separa quasi mai dalla sua macchina fotografica, con la quale sta raccontando anche le baby gang e il disagio giovanile a Treviso e dintorni. Questi bravi ragazzi è il titolo di una rassegna già arrivata in alcune scuole e premiata a livello nazionale. Lo troviamo all'autostazione, luogo che da pendolare conosce bene. Qui spesso si sofferma a parlare proprio con i giovani, tanti quelli di seconda generazione. Però noi abbiamo questo braccio dei giudizi che tendiamo sempre ad allungarlo, non abbiamo mai la saggezza di ritrarlo un attimo, no? E quindi giudicare fa essere giudicati, attaccare ti fa attaccare. La fotografia sociale di Nola porta con sé un messaggio: l'autocritica deve riguardare tutte le generazioni. Finiamo sempre per dire possiamo, dobbiamo, sono sempre loro i colpevoli. Io non dico che loro non hanno colpe, però insomma il contesto sociale è fondamentale, bisogna cambiare noi. E qualcosa sui giovani d'oggi lo racconta anche il successo di Millumino d'Impegno, l'iniziativa che ha visto nelle scorse ore oltre 150 teenager trevigiani entrare nelle associazioni del territorio, dalla Caritas alle case di riposo, un progetto dell'Ufficio per la Pastorale Giovanile della Diocesi che si concluderà con una messa presieduta dal Vescovo Tomasi. Sarebbero 2 i minorenni presunti responsabili del furto di 4 smartphone, un tablet e circa 200 euro in contanti. Furto avvenuto una decina di giorni fa nella palestra di una scuola di Oderzo. Siamo ancora in provincia di Treviso. A svolgere le indagini i carabinieri della locale tenenza. Dispositivi e contanti derubati sono stati trovati nelle abitazioni dei 2 ragazzi. Uno dei 2 dovrà rispondere anche della detenzione di circa 50 grammi di hashish e 10 di marijuana. La rifurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari. Lo stupefacente è stato sequestrato. Si risveglia avvolto dalle fiamme, ed in preda al panico si lancia dalla finestra. È accaduto ieri a Faè di Oderzo, protagonista un giovane che verosimilmente si è addormentato con la sigaretta accesa in mano, ma non è esclusa anche l'ipotesi del cortocircuito. Ora è ricoverato al centro grandi ustionati dell'ospedale di Padova. L'hanno visto gettarsi dalla finestra avvolto dalle fiamme. Shock a Faè di Oderzo, in via Comunale, quando i passanti hanno visto il giovane che vive sopra il bar alla rotonda lanciarsi nel vuoto tra lingue di fuoco sugli abiti. Diverse persone si sono precipitate a vedere cosa fosse successo e a prestare soccorso. Dentro c'era un mio amico che eravamo sempre insieme e gli domanda cosa è successo. Il ragazzo di sopra, il figlio della padrona del bar, si è addormentato con le cuffie a letto con la sigaretta e ha preso fuoco il materasso e tutto, e lui si è buttato dalla finestra. Si è buttato giù dalla finestra di sopra e è caduto in terra, proprio il sangue che c'era là in terra, però tutto bruciato. Familiari vicini hanno soccorso per primi il giovane 33enne di origine moldava, poi sono arrivati i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Il ragazzo è stato trasportato con l'elicottero all'ospedale di Padova. Sull'incidente indagano i carabinieri. Appare verosimile l'ipotesi della sigaretta che avrebbe innescato il rogo mentre il giovane era a letto. Risvegliatosi di soprassalto, avvolto dalle fiamme, in preda al panico si è lanciato dalla finestra al primo piano. Le tende da sole del bar avrebbero attutito la caduta. Il 33enne è ora ricoverato nel reparto grandi ustionati di Padova. Non sarebbe in pericolo di vita.
Tergicristalli rotti, specchietti retrovisori divelti, almeno 5 le auto in sosta danneggiate, ma non solo danni a cassette postali, citofoni di 2 abitazioni, cappottine, parasole di un negozio ed un distributore automatico. Il raid nella notte tra venerdì e sabato ad Albaredo di Vedelago, l'autore un 55enne della zona. Ad allertare i carabinieri i residenti allarmati dalle scorribande dell'uomo che si aggirava tra le vie, molto probabilmente in stato di alterazione. Il 55enne è stato rintracciato dopo le testimonianze che hanno permesso ai carabinieri di individuare l'auto sulla quale si spostava. È stato trovato con diversi tagli e ferite, segno dei danneggiamenti dei quali si era reso responsabile. Il 55enne è stato denunciato per danneggiamenti, disturbo e molestie. Andiamo nel Padovano ora, il sequestro preventivo dello stabile di Solidalia a Vigonza. Incredulo il mondo delle cooperative. Il presidente di Confcooperative Padova, Ugo Campagnaro: se provate queste accuse danneggiano chi lavora bene. Sentiamo. È sotto shock il mondo dell'associazionismo dopo il sequestro preventivo dello stabile della cooperativa Solidalia di Vigonza. A porre i sigilli gli agenti della squadra mobile di Padova in collaborazione con l'Ispettorato del Lavoro. 19 richiedenti asilo giunti in Italia nell'aprile 2023 e poi affidati a una cooperativa vicina a Solidalia, che sarebbero stati fatti lavorare in modo totalmente gratuito dopo aver firmato un patto formativo di lavoro volontario, ma sottoposti a continuo ricatto che, se non avessero lavorato, non avrebbero ottenuto il permesso di soggiorno. Non solo ricatti, anche condizioni igienico-sanitarie di vitto e lavorative completamente fuori da ogni legalità. Questo avrebbero accertato gli inquirenti, che hanno denunciato il presidente fino a dicembre, un 48enne padovano, per estorsione, caporalato e violazione delle leggi sull'immigrazione. Uno shock per Confcooperative, cui Solidalia è affiliata. Siamo estremamente rammaricati perché le accuse sono molto gravi, accuse che apprendiamo dalla stampa. Sapevamo che c'erano delle difficoltà, ma eravamo stati rassicurati. Sono accuse molto gravi, sono persone che conoscevamo come persone molto generose e dedicate a risolvere i problemi in un settore che è oggettivamente molto difficile da affrontare. Il giudizio resta ovviamente sospeso, si attendono gli sviluppi delle indagini e resta totale la fiducia nell'operato della magistratura e degli investigatori. Noi abbiamo raccomandato e raccomandiamo sempre il massimo del rispetto delle leggi, della normativa. Sono tantissime le realtà che si danno da fare per dare una risposta alle persone che sono in difficoltà, straniere o italiane, e quindi, se fosse comprovato, danneggia chi invece si sforza di lavorare bene. Migranti accampati davanti alla questura di Treviso. Ieri c'è stata una nuova mobilitazione da parte del centro sociale Django e di diverse associazioni, ed intanto emergono le storie di queste persone che vivono alla Diaccio, alla Piani, tra loro anche un poliziotto ed un medico pakistani. Continua la mobilitazione dei migranti che vivono alla Piani, nel parcheggio interrato o accampati davanti all'ingresso della questura in attesa dell'accoglimento della domanda di asilo. Non un'emergenza, ma un problema strutturale che si ripete. Dopo la morte del parcheggio a inizio dicembre del 30enne indiano, lo sgombero e la sistemazione degli altri migranti in strutture d'accoglienza, i bivacchi si sono ripresentati. Ora una ventina di migranti, per lo più pakistani, vive qui ed emergono storie incredibili e paradossali per chi ora dorme davanti alla questura. Quella che più mi ha colpito è quella di questo signore, anche non giovanissimo, appunto, che nel suo paese in Pakistan era poliziotto, che un giorno ha fatto l'arresto sbagliato e ha arrestato nel suo paese il figlio di un noto politico, insomma, di quello stato, e da lì sono partite le minacce anche nei confronti della famiglia, e terrorizzato, insomma, gli hanno detto: te ne vai oppure rischi la vita. Di qui l'odissea della migrazione per la rotta balcanica fino all'arrivo a Treviso, ma le storie sono molte, si intrecciano alle vite delle persone. Qualche settimana fa tra i migranti c'era anche un medico fuggito dal Pakistan per ragioni politiche. Sono persone che hanno diritto all'accoglienza, ribadiscono gli attivisti del centro Django, dei Cobas e di altre associazioni riuniti davanti alla questura per sostenere la protesta dei richiedenti asilo.
Loro hanno perfettamente diritto a questo permesso, che tra l'altro gli permette di lavorare e quindi poter essere autonomi. Poi certo che la responsabilità in primis è della prefettura, quindi del Ministero dell'Interno, però anche la questura da un lato che non accelera le pratiche per il rilascio di questi permessi temporanei, e dall'altro il comune che non si prodiga abbastanza per riuscire a trovare degli spazi adeguati per un soggiorno temporaneo di queste persone, hanno le loro responsabilità. La piaga delle truffe telefoniche agli anziani. A Montegrotto Terme è stato il sindaco Riccardo Mortandello a sventarne una ai danni del padre. La voce perfetta, la descrizione di una situazione drammatica, un grave incidente alla figlia con tanto di lamenti in sottofondo. Inizia così la telefonata tra Bruno, padre del sindaco Riccardo Mortandello, e il finto medico dall'altro capo del filo. Complice la linea disturbata, è proprio il primo cittadino di Montegrotto a rispondere, capendo subito che si tratta di una truffa. Ha dato una narrazione rispetto a questa fantomatica figlia di mio padre, che non esiste nella realtà perché siamo 2 figli maschi, al che ha iniziato un po' a interloquire. Io volevo capire fin dove si spingeva questo signore, quando in realtà questo finto dottore che stava tentando di truffare una persona ha capito che l'interlocutore che ero io aveva capito, ha messo giù la telefonata. Questo è avvenuto da un numero anonimo a un numero fisso. Appena successa questa cosa ho avvisato immediatamente i carabinieri. Avvisati i carabinieri, nel paese è scattato un alert a tutte le famiglie. È stato subito attivato un sistema comunicativo a tutti i cittadini di Montegrotto Terme, anche grazie al controllo del vicinato, appunto per metterli in guardia da questo genere di truffe. Truffe che sappiamo benissimo si avvengono anche via WhatsApp, per cui noi abbiamo favorito molte serate dove abbiamo informato e formato le persone a non cedere a queste truffe, anche da un punto di vista psicologico, a non credere al primo che passa, anche se racconta una storia melodrammatica. Questo per tutelare le persone e soprattutto per assicurare alla giustizia questi criminali che approfittano magari delle debolezze di molte persone. Truffe quindi a ripetizione, via telefono di casa, via cellulare su WhatsApp, ma anche via SMS. Pensate, sono oltre 400 i casi gestiti attualmente dai soli avvocati di Adico, l'associazione di tutela dei consumatori. Stiamo seguendo anziani, stiamo seguendo giovani, stiamo seguendo, anzi abbiamo seguito dei dirigenti di banca, quindi è surreale che un dirigente di banca possa essere truffato dalla banca per la quale lavora. Un SMS inviato dalla nostra banca che va in coda a quelli già nella storia delle nostre chat con l'istituto di credito. Contiene un link da cliccare, ad esempio per aggiornare le credenziali. Il mittente è proprio la banca, difficile non cascarci e così le vittime di truffe informatiche sono sempre di più. Il problema è proprio questo, l'SMS truffa va a inserirsi nel canale ufficiale della mia banca. Se in precedenza avevo autorizzato un'operazione con il codice OTP, io troverò quel messaggio successivo al codice di autorizzazione. I truffatori dall'altra parte riescono a vedere, quindi si apre una pagina a specchio, quindi riescono a vedere i codici che io digito all'interno del mio home banking. E così diventa un gioco da ragazzi fare operazioni bancarie. È ancora più difficile ottenere un risarcimento dalla banca perché i codici li abbiamo in qualche modo diffusi noi. Il primo step è quello di fare reclamo alla banca, che ovviamente il più delle volte risponde negativamente. Con questa risposta noi potremo andare a depositare un ricorso davanti all'arbitro bancario e finanziario. 400 casi in mano ad Adico in questo momento, oltre 10.500 quelli esaminati nel 2023 in tutta Italia. Il boom proprio con la pandemia, quando telefono e computer erano gli unici strumenti per comunicare. L'anno 2020 ci informa che le truffe a livello mondiale sono aumentate del 600%, quindi è un numero pauroso, e il 45% di queste truffe ha a che fare con i siti clone. Ed ora parliamo del maltempo che si è abbattuto lo scorso autunno anche sulla nostra regione, quasi 140 milioni di euro di danni solo al patrimonio pubblico. È terminata la conta dei danni, lo stato d'emergenza regionale dichiarato dal Veneto a novembre non è sufficiente. Zaia scrive alla Premier Meloni per chiedere ristori per il territorio.
Le mareggiate che divorano le spiagge arrivando a sfondare le dune artificiali, venti e piogge che provocano smottamenti in collina e allegamenti in pianura. Il maltempo dello scorso autunno è costato al Veneto 130 milioni di euro. La cifra messa nero su bianco unitamente alla richiesta di un congruo sostegno economico nella lettera che il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha inviato questa mattina al premier Giorgia Meloni. Nella lettera si chiede la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, un atto imprescindibile per ottenere fondi a titolo di risarcimento da parte dello Stato nella fase della ricostruzione. Siamo nella paura, Siamo nella paura. Quando dobbiamo andare via, andiamo via. Tra il 30 e il 31 ottobre in Veneto 80 interventi, fiumi osservati speciali, decine le famiglie sfollate lungo la golena del Piave. Tra frane e allagamenti, 36 ore con il fiato sospeso in provincia di Belluno. Abbiamo avuto precipitazioni piovose cumulate di oltre 150 mm in alcune zone del Bellunese e del Vicentino. A Posta al Pago il 2 novembre Walter Locatello, vigile del fuoco non in servizio, padre di un bimbo piccolo, mentre cerca di aiutare il papà a proteggere la sua abitazione dai danni del maltempo, cade nel fiume Tesa e viene inghiottito dalle acque. Il suo corpo sarà ritrovato dopo giorni di ricerche nel lago di Santa Croce. A Vicenza un albero cade su Ponte San Paolo, osservato speciale questa volta il Bacchiglione. Ho cominciato a salire fino alle 3:30 di questa mattina, che è arrivato a una punta di 4,41. I danni più importanti alle spiagge del Veneto. La missiva di oggi è stata spedita anche al ministro per la protezione civile Nello Musumeci e al capo dipartimento della protezione civile Fabrizio Curcio. Zaia ha segnalato le difficoltà delle amministrazioni locali e della stessa regione nel fronteggiare la situazione con la sola adozione di misure finanziarie ordinarie e ha auspicato, si legge, che dalle strutture nazionali la risposta sia tempestiva, tanto quanto è stata quella della protezione civile locale sui territori che il maltempo ha messo in ginocchio. E continua la protesta dei trattori anche in Veneto, vediamo com'è andata ieri a Portogruaro. Almeno un centinaio di agricoltori con i loro trattori sono arrivati in massa a Portogruaro, hanno percorso le vie Matteotti, Trieste e Isonzo per poi riunirsi nel piazzale antistante all'ex Perfosfati di Via Stadio. Gli agricoltori sono scesi in corteo per rivendicare una maggiore attenzione, soprattutto dal punto di vista economico, da parte dell'Unione Europea e del governo. I problemi principali sono l'aumento dei costi di produzione e la diminuzione del reddito delle aziende dovuto all'abbassamento dei prezzi delle nostre produzioni. E principalmente i settori che soffrono di più sono i seminativi e gli allevamenti e soffriamo di una concorrenza sleale da parte dei paesi extra UE, in quanto importano derrate alimentari che non rispondono ai disciplinari di produzione europei e nazionali, utilizzando anche fitofarmaci che qua sono vietati da diversi anni, e quindi questo va a creare una sorta di concorrenza sleale nei confronti dei nostri prodotti. I costi per le nostre aziende stanno divenendo più alti dei profitti, ribadisce Biancolina. Poi nei supermercati i prodotti subiscono aumenti ingiustificati. Sì, ad esempio la soia che coltiamo in Italia e in provincia di Venezia, che è la prima provincia nazionale per la produzione, è una cultura che è OGM free, cioè non OGM, e soffre la concorrenza della soia extraoceano, brasiliana, argentina e statunitense, importata, che è al 100% OGM, e non solo si mette in concorrenza con noi, ma è anche addirittura quotata di più, dall'1,5 ai 3 euro al quintale, rispetto alla nostra soia di filiera OGM free. Gli esempi sono diversi. Ad esempio il fagiolo borlotto fresco, a me come azienda è stato liquidato 1,65 euro al chilo, per dopo trovarlo nei banchi del supermercato dai 4,50 euro ai 5 euro. I manifestanti erano scortati dalle forze dell'ordine, hanno rallentato il traffico, ma non hanno creato problemi di ordine pubblico. Ed ora le indagini sulla rapina al Vale Center di Marcone. Emergono dettagli inquietanti su questo assalto che ha sconvolto il nostro territorio. La catena di gioielli di Valenza era stata presa di mira sempre da commandi armati 11 volte in 10 anni. L'ultimo colpo risale allo scorso 7 luglio a Milano. Le indagini serrate sono estese a tutto il territorio nazionale. Intanto si continua a cercare la seconda auto che sarebbe stata utilizzata dai banditi nella fuga, una Volkswagen bianca. Di tutto quello che è tecnico non ne posso parlare, ma neanche non voglio parlarne perché non saprei fornire proprio nessun dato, se non lo direi. Non si può assolutamente capire perché appunto erano tutti coperti, insomma. Non è che hanno chiacchierato con noi, cioè chiaramente l'unica cosa che mi dicevano a me personalmente è muoviti, ecco.
veloce. Sapevano cosa fare, come muoversi e che cosa avrebbero trovato. I banditi hanno sottratto alla catena gioielli di Valenza 200.000 euro in pochi minuti. Sono ancora diversi i buchi neri intorno alla rapina a mano armata di mercoledì sera. L'allarme antincendio, ad esempio, collegato alle forze dell'ordine che non è scattato, potrebbe non essere stato inserito. Poi il calo di tensione nel supermercato, non distante dall'esercizio. Inoltre l'assalto messo a segno proprio quando nel negozio non c'erano clienti ma solo le due commesse. Soprattutto però il fatto che la catena Gioielli di Valenza, nata 60 anni fa in Italia ed oggi sul territorio nazionale con 60 punti vendita, è stata presa di mira in 10 anni 11 volte. In un episodio, il 26 ottobre 2014 a Pavia, un gioielliere fu picchiato e imbavagliato. L'ultimo colpo il 7 luglio scorso a Milano. Ad entrare in azione sempre un comando armato. Una catena nata per bypassare la filiera della grande distribuzione e portare in negozio gioielli realizzati direttamente in laboratori artigianali, senza intermediari. Da qui i prezzi competitivi. Prodotti che con il marchio Gioielli di Valenza risultano ben visibili anche nelle loro vetrine online con i relativi prezzi e dunque molto esposti. Insomma, i banditi sapevano che cosa avrebbero trovato in quel punto vendita. Le indagini sono serrate in collaborazione con le forze dell'ordine che già hanno indagato sui precedenti colpi. Le commesse prese in ostaggio hanno preso qualche giorno di pausa intanto per riprendersi da quanto accaduto, qualche giorno di ferie, conferma Federica, che coraggiosamente quella sera prese il posto della collega sotto shock in ostaggio dei rapinatori. Sono qui da mia mamma, tranquilla. Ieri sono rimasta tutto il giorno a casa sola, però ho detto mi viene l'ansia, quindi oggi sono stata dalla mamma. E dopo la rapina al Vale Sentere, il falso allarme bomba alla SME, ancora un episodio che ha creato allarme a Marcon. Ieri mattina un 45enne di Mogliano, già seguito dai servizi di salute mentale, ha assaltato con estintore la sede della polizia locale. La porta d'ingresso sfondata, tenuta assieme con una catenella, racconta la mattinata di follia vissuta. Un uomo ha fatto irruzione e creato scompiglio nel centro civico di Via della Cultura a Marcon, dove oltre alla sala consiliare e ad uno spazio ricreativo per anziani si trova anche il comando della polizia locale, il vero obiettivo del 45enne che è stato poi immobilizzato e arrestato. Un signore che noi conosciamo bene perché è seguito dal CSM, dal Centro Salute Mentale di Venezia, sopraggiunto all'interno del centro civico, ha preso un estintore e ha utilizzato, dopo averlo esaurito, dopo aver spinto, è intervenuto contro la polizia locale e contro la porta della polizia locale. Sono stati attimi concitati. Fortunatamente al momento del fatto all'interno della struttura non si trova nessuno a parte gli agenti. L'uomo fermato risulta seguito dalle strutture sanitarie della salute mentale, è originario del Moglianese ma si trova spesso a Marcon. La polizia locale, su mia sollecitazione, negli ultimi mesi sta tenendo sott'occhio il soggetto e quindi la vediamo quasi come una ripicca nei confronti della polizia locale che lo tiene costantemente monitorato. Torniamo ora a Venezia, centro storico, dove monta la polemica per i lavori che proprio sotto il Carnevale stanno interessando la scalinata monumentale della stazione ferroviaria. Il Comune di Venezia non era stato informato, le consigliere Onisto e Tonon chiedono si faccia chiarezza su diversi aspetti di questo intervento. È sabato grasso e la folla che dalla stazione ferroviaria si riversa verso il centro di Venezia per uno degli appuntamenti più partecipati del Carnevale compie un piccolo slalom per evitare il cantiere che interessa la scalinata monumentale. Subito rilanciati nei social, i lavori iniziati a Santa Lucia in uno dei periodi di maggiore afflusso in città hanno creato a Cafarsetti un fronte bipartisan. Le consigliere comunali Cecilia Tonone e Deborah Onisto si sono dette sbigottite e preoccupate nel constatare come un lavoro di tale impatto sia avvenuto nella totale assenza di comunicazione. La cittadinanza non è stata informata, nessuno di noi consiglieri comunali, ma nemmeno gli uffici dell'amministrazione comunale sapevano nulla di questi lavori. Allora, in seguito ad indagini abbiamo scoperto che, secondo il committente, non era necessaria un'autorizzazione, un titolo edilizio da parte del comune.
e questo può starci, ma io parlo di cortesia istituzionale, cortesia nei confronti della città che ti ospita. Cecilia Tonon di Venezia e Tua parla dai banchi dell'opposizione, Deborah Onisto di Forza Italia da quelli della maggioranza. Chiesto ai lavori pubblici, non erano stati informati, chiesto all'edilizia se c'era un titolo, come diceva la collega, non c'è, informata la polizia locale che ha detto noi non siamo stati informati e a mio modestissimo parere probabilmente in una città come questa, in questo periodo, forse l'intervento dei vigili era necessario. Onisto e Tonon pongono a grandi stazioni delle domande sia sullo stato della scalinata monumentale, viste le immagini di sventramento attraverso escavatore, sia sulla sicurezza del riversare il doppio dei passaggi sul piano di calpestio rimasto libero. Io in veste di Presidente della Quarta Commissione Lavori Pubblici ho intenzione di organizzare una commissione pregandoli di poter venire, perché se tutto è a posto credo che sia doveroso in una città come questa. Speriamo che ci siano risposte positive da chi può effettivamente spiegarci di cosa stiamo parlando, come verranno svolti i lavori e che ci dia rassicurazioni sulla sicurezza della viabilità per noi e per i nostri concittadini. E problemi alla viabilità ci sono stati anche a Treviso a causa di un furgone che troppo alto ha cercato di entrare ugualmente nel sottopasso di Porta Caccianiga danneggiando il soffitto in muratura. È successo ieri quando appunto il mezzo ha provato ad attraversare il sottopasso staccando diversi pezzi dal soffitto. C'è stato un sopralluogo dei vigili del fuoco che in via Prudenziale hanno chiuso il transito al sottopasso fino alla messa in sicurezza. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. A tra poco. Ed eccoci nuovamente in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali. Siamo al primo approfondimento di oggi, che è dedicato ad un tema credo davvero molto importante e che si è dimostrato a sorpresa essere particolarmente sentito dai giovani della provincia di Treviso, quello del servizio civile. Scade infatti tra pochi giorni, il 15 di febbraio, l'ultimo bando e mentre in quasi tutte le province del Veneto sono arrivate pochissime adesioni, nella Marca trevigiana molto probabilmente la nuova campagna che è stata avviata proprio per reclutare i giovani e rivolta ai ragazzi ha avuto dei risultati davvero molto positivi. Per parlare di questo abbiamo qui in studio, le ringrazio per essere con noi, Paola Roma, presidente dell'Associazione dei Comuni della Marca trevigiana, buongiorno, e sindaca di Ponte di Piave, buongiorno Paola, e Anna Corò, presidente di Volontari Insieme. Buongiorno, grazie per essere qui con noi. Paola Roma, allora c'è stato questo risultato fortunatamente a sorpresa, no, sul servizio civile. Sì, lo stiamo promuovendo con una campagna più rivolta ai giovani. Abbiamo concordato con i sindaci che naturalmente, perché il nostro servizio civile sono 182 progetti che coinvolge 125 enti e sostanzialmente sono non solo i comuni, ma abbiamo anche le associazioni, il mondo del volontariato, l'azienda sanitaria e poi altri enti come i centri servizi, le IPAB e gli altri soggetti nel territorio. Stiamo parlando di circa 125 enti coinvolti rispetto a questa progettualità. I settori sono per lo più legati appunto per i ragazzi all'ambiente, all'educazione, al sociale e quindi all'animazione sociale e alla cultura. Quindi sostanzialmente quest'anno si è deciso con i colleghi di modificare la campagna ed arrivare proprio a cercare i ragazzi in quello che era un po' la loro diciamo il luogo dove li possiamo trovare e creando ovviamente una campagna legata a uno youtuber trevigiano, Andrea Lorenzon, che si è prestato chiaramente proprio nell'analisi di come viene considerato anche il servizio civile, calandolo proprio all'interno del nostro territorio. Che quest'anno naturalmente nelle progettualità che appunto stiamo ancora continuando a promuovere, perché scade il 15 febbraio alle ore 14 la possibilità per i ragazzi dai 18 ai 28 anni di poter aderire, ultimamente chiaramente stiamo cercando per lo più di promuovere quei progetti rivolti al sociale,
sociale, ma quei progetti che per esempio riguardano proprio la possibilità per i ragazzi anche di aiutare gli anziani nell'utilizzo per esempio dei tablet, degli smartphone, aiutare le associazioni proprio anche in questa attività di supporto, di divulgazione, tutti quei progetti legati anche a ragazzi che con la peer education possono mettersi a disposizione di altri ragazzi proprio per quelle progettualità, e quindi ringrazio anche i miei collaboratori, in particolare dell'Associazione Comuni, proprio per aver anche messo insieme questa opportunità nuova e anche un target chiaramente importante come questo dei ragazzi. Quest'anno vede anche altre novità rispetto a questo, proprio perché grazie a un intervento governativo viene riservato ai ragazzi del servizio civile il 15% della riserva nei posti nei concorsi pubblici, e già questo è una buona opportunità perché i ragazzi possono naturalmente, previo attestato, poter avere la possibilità di guadagnarsi anche all'interno dei concorsi questo 15%. Dall'altra parte stiamo lavorando anche con ulteriori opportunità, per esempio quella di garantire ai ragazzi dopo quest'anno di servizio civile, in cui ricordo fanno anche 110 ore all'interno del loro corso proprio di formazione, quindi sono ragazzi che poi hanno anche degli operatori, gli OLP, che li seguono all'interno dei comuni e che naturalmente serve anche a formarli a poter avere, come in alcuni comuni è già successo, delle risorse all'interno del proprio ente nel poterli poi far continuare l'opportunità con il concorso pubblico. E dall'altra parte voglio anche ricordare un'opportunità che diamo anche da quest'anno di poter fare anche un Erasmus, l'Erasmus Plus, proprio legato a quelle associazioni che sono all'interno proprio del nostro territorio che coprogettano con noi, perché voglio ricordare che Associazione Comuni coprogetta queste progettualità per i ragazzi con Cof Cooperative e Federsolidarietà Treviso Belluno. Dall'altra parte abbiamo CSV e Volontari Insieme, di cui Anna Corò è qui oggi, ma anche l'ufficio scolastico provinciale e chiaramente tutto questo mondo che naturalmente ruota attraverso anche le associazioni nelle quali appunto i ragazzi possono avere questa opportunità. Un'ulteriore richiesta che chiaramente andrebbe in linea col decreto interministeriale che il Ministero sta pubblicando, che dà alle pubbliche amministrazioni l'opportunità di inserire con dei contratti di formazione o di apprendistato dei ragazzi con età inferiore ai 24 anni che stiano studiando all'università ma che abbiano il corso corretto, diciamo, degli esami fatti, e questa è un'ulteriore richiesta che noi abbiamo fatto come opportunità al governo di poter inserire anche i ragazzi del servizio civile, oltre a quella naturale opportunità che vorremmo fosse ripristinata, legata anche alle 150 ore per esempio universitarie che chi ha fatto il servizio civile possa avere accreditate all'interno del suo curriculum degli studi universitari. Non solo un anno da dedicare, ma anche delle opportunità poi per quello che sarà il futuro di questi ragazzi, sia a livello diciamo professionale, lavorativo, sia anche di studi. Anna Corò, per quanto riguarda le associazioni quindi di volontariato, in che maniera voi siete coinvolti? Beh, le associazioni di volontariato sono coinvolte nella parte del sociale. Ci sono che lavorano assieme al centro servizi di volontariato che si occupa della parte formativa dei ragazzi che aderiscono al servizio civile. Le associazioni di volontariato presentano dei progetti legati al sociale, quindi legati alle persone, all'aiuto alle persone anziane in particolar modo, alle persone con qualsiasi tipo di fragilità. Sono 14 i progetti delle associazioni in provincia di Treviso che sono stati presentati. E purtroppo devo dire che l'adesione verso il sociale è ancora molto difficile. Difficile non credo per mancanza di volontà o per qualche deficit della campagna di comunicazione che l'associazione Marca Trevigiana ha fatto, devo dire, in maniera eccellente e i risultati si vedono, quindi gran complimenti a questa equipe di lavori. Vuol farci vedere anche, abbiamo il video che è stato realizzato da questo youtuber, magari lo vediamo con le due finestre, perché ha riscosso tanto successo con questi cartoni morti, si chiama, e tra i ragazzi sta davvero spopolando. Ad oggi sono 332.000 le visualizzazioni, quindi vuol dire che l'impatto è stato
perfetto, vorrei dire, e quindi i risultati ci sono. La parte del sociale è una parte molto delicata perché coinvolge le fragilità e probabilmente ancora bisogna lavorare sulla maturità e sulla consapevolezza dei giovani che il sociale è una parte importantissima della vita quotidiana ed ha assolutamente bisogno del loro intervento e della loro disponibilità per le competenze che possono portare, per le idee, per l'innovazione stessa che un giovane può portare all'interno del servizio civile e all'interno del volontariato stesso, perché poi l'idea o il sogno è sempre che questi ragazzi che all'interno lavorano per 12 mesi all'interno del mondo del volontariato, vicino alle associazioni, e acquisiscono competenze particolari, possano fermarsi all'interno del volontariato, diventino volontari e possano divulgare l'idea, la filosofia di vita del volontariato e l'importanza che oggi in questo momento ha il sociale, che avrebbe bisogno di particolare riguardo e una particolare costruzione iniziando da molto lontano, cioè portando la materia del sociale, l'importanza del sociale all'interno delle scuole già dalle superiori, e poi magari le associazioni dovrebbero con molta attenzione predisporre dei progetti divisi in ordine di età, perché i ragazzi coinvolti nel servizio civile vanno dai 18 ai 29 anni, quindi le idee, la maturità, la consapevolezza, le situazioni sono diversissime nell'arco di 10 anni di vita di un ragazzo, quindi le associazioni dovrebbero maturare quella disponibilità e quell'attenzione a creare delle situazioni per ragazzi nelle diverse fasce di età, perché ovviamente un ragazzo di 18 anni ha una maturità diversa rispetto a un ragazzo di 28, anche perché ha già un percorso scolastico fatto, ha già un progetto di vita probabilmente delineato, mentre un ragazzo di 18 anni potrebbe benissimo essere coinvolto proprio per iniziare un percorso, iniziare una strada. Ecco, questa è la parte dove le associazioni di volontariato dovrebbero un attimino formarsi di più, creare di più e sempre di più aprire le porte e ampliare quella comunicazione importante con i giovani, che poi diventerà anche l'evoluzione delle associazioni e andrà anche ad integrarsi a delle nuove realtà e ad un processo che mi pare stia maturando, e abbiamo noi nel territorio di Treviso con molto lavoro tenace e quotidiano, ma abbiamo una società che sta abbracciando questo processo di crescita e sta assolutamente capendo le parti importanti e quale è il ruolo di ogni persona e ogni cittadino all'interno della società stessa. Ecco, questo è senz'altro molto importante, no Paola? Roma deve coinvolgere un po' tutti, soprattutto a parlare dei giovani. In questo ultimo periodo, in questi ultimi mesi, si sta molto parlando di ragazzi, soprattutto in negativo, no? Perché purtroppo si stanno verificando con preoccupante frequenza, no? Episodi di bullismo, episodi di violenza. È chiaro quindi che percorsi di questo tipo e iniziative di questo tipo devono in qualche maniera servire anche in questa direzione, no? Pensavo al sociale mentre parlava Anna Carò. Spesso talvolta un giovane magari pensa a un impegno di questo tipo come una punizione magari per aver fatto qualcosa, no? Alle volte lavori socialmente utili perché ho fatto il bullo piuttosto che qualcos'altro, sì, no? Infatti mentre in realtà sì, va un po' spiegato che il servizio civile chiaramente riguarda proprio un'adesione da parte dei ragazzi nella scelta volontaria di dedicare un anno della propria vita naturalmente alla propria comunità. Questo è legato proprio anche alla cittadinanza attiva, alla necessità di permettere ai ragazzi, per esempio, perché ricordo che insomma l'impegno settimanale sono 25 ore settimanali, quindi c'è l'opportunità chiaramente anche per i ragazzi che studiano di poterlo fare, anzi di conoscere anche la realtà amministrativa anche del proprio comune, delle associazioni che compongono il proprio comune, e chiaramente
parlavamo prima del sociale, magari i ragazzi pensano che sia l'accompagnamento dell'anziano su qualche luogo di cura. Non è questo, stiamo parlando di attività, per esempio, che un ragazzo che ha dimestichezza anche con chiaramente i computer, con tutta la parte diciamo anche elettronica, possa aiutare gli anziani, creare dei corsi anche legati ovviamente all'interno delle associazioni che coinvolgono il progetto, ma è quest'anno nel quale anche i ragazzi possono prendersi un anno nella decisione anche di quale strada percorrere. Aggiungiamo a questo che l'opportunità della riserva anche dei posti del 15% per quanto riguarda proprio i concorsi pubblici è un'opportunità per i ragazzi proprio di valutare anche l'opportunità di mettersi proprio a disposizione della propria comunità e anche di prendersi cura, perché è chiaro che anche per i ragazzi che hanno questa volontà anche di conoscere quello che è il proprio comune, come viene gestito, quelle attività che possono essere legate al proprio comune potrebbero essere proprio loro delle persone attive nel proprio comune. Quindi quest'anno del servizio civile è un anno che chiaramente permette ai ragazzi di farsi anche un'autocritica e capire chiaramente cosa può significare per il ragazzo prendersi cura anche del bene pubblico, perché credo che in questo periodo, lo dice la demografia, anche i numeri insomma dei ragazzi che abbiamo saranno proprio quelli che prenderanno il nostro posto e che porteranno avanti poi queste cose. Credo che questa opportunità, che naturalmente viene vista insomma in maniera scorretta se si pensa a qual era il servizio civile come era impostato anni fa, noi lo dobbiamo invece attualizzare, militare, no? Esatto. Quando era nato in origine, esatto, e lo infatti, si vede nel cartone animato. Esatto, infatti il video prende un po' in giro questo, perché questa è stata la consapevolezza che in tanti anni si è portata proprio avanti rispetto al servizio civile. Invece no, è un'opportunità per il ragazzo di sentirsi intanto con una cittadinanza attiva, ma poi effettivamente lo vediamo anche nelle adesioni. Io ringrazio i comuni che ci hanno dato anche l'opportunità attraverso i propri centri giovani proprio di promuoverlo ai ragazzi, di far capire come in quest'anno il ragazzo possa prendersi consapevolezza, possa ovviamente vedere in maniera anche diversa e con logiche diverse il proprio territorio e sentirsi un cittadino attivo. Tra le altre cose, ripeto, ci sono molti esempi nel territorio proprio dei nostri comuni nel quale ovviamente il volontario di servizio civile è poi diventato dipendente dell'ente per cui ovviamente ha fatto il servizio civile. Però mentre diciamo nelle progettualità, come diceva Anna prima, legate all'ambiente, quindi alla custodia dell'ambiente, a tutto quello che ha a che vedere con questa parte, piuttosto che diciamo anche con quello legato alle biblioteche, per il quale magari si vede sempre il servizio civile legata a quell'attività svolta all'interno della biblioteca, c'è anche tutta questa parte del sociale che poi è legata chiaramente alle nostre associazioni, al nostro territorio, che va valorizzata e va permesso anche al ragazzo che abbia determinate competenze anche di mettersi in gioco, perché può diventare il valore aggiunto dell'associazione su cui l'associazione, come anche l'ente locale, può chiaramente investire. E perché non farlo proprio in quest'anno in cui nasce ovviamente per loro questa tipologia di opportunità, che lo ricordiamo prevede anche un rimborso economico, per cui magari ai ragazzi, che può essere lo studente eccetera, può anche far comodo. Allora ricordiamo che appunto è di circa 500, è di circa 500 euro, 507 euro insomma l'ammontare. Ricordo che per 25 ore settimanali, ricordo che di questo abbiamo almeno 80 ore, ma ne abbiamo visto insomma anche avere di più, di formazione proprio all'interno, proprio con gli OLP, che sono questi operatori di progetto che accompagnano il ragazzo all'interno del territorio, di questa necessità che chiaramente permette, e lo stiamo dicendo in questo momento perché quest'anno, in questo momento, abbiamo già in servizio 110 volontari all'interno degli enti, delle associazioni del territorio. Lo ricordo perché è aperto un po' a tutti, alle associazioni, ai comuni con i quali appunto noi stiamo promuovendo e cercando di promuovere con loro questo tipo di servizio, ma anche chiaramente nelle aziende sanitarie, nelle IPAB e nelle strutture ovviamente che hanno aderito a questo progetto. Quindi lo ricordo perché poi chiaramente dando un'opportunità in più e potendo anche investire sia l'ente locale che anche l'organizzazione di volontariato e le strutture pubbliche, credo sia un'ottima opportunità per il ragazzo che può iniziare e magari poi decidere di intraprendere quel percorso, ovviamente con il sostegno anche dell'intera comunità, perché ripeto, anche questa opportunità dei concorsi credo che sia una ottima opportunità, ma soprattutto per riconoscere che il ragazzo proprio come attività ha cercato di mettere davanti il bene anche della propria comunità in cui vive e in cui anche lui può portare quel valore aggiunto di cui anche noi amministratori abbiamo bisogno, di forze giovani che, ripeto, sono anche formate, quindi permette quest'anno di avere anche una formazione per i ragazzi
ragazzi che non è da sottovalutare. Certo, quindi i comuni hanno bisogno di forze giovani, in breve perché dobbiamo chiudere, anche le associazioni di volontariato no? hanno bisogno di forze giovani, soprattutto di forze giovani. Mi riallaccio al discorso della dottoressa Roma perché è molto bello vedere, e i ragazzi apprezzano questa sinergia che si è creata tra comuni, associazioni di volontariato, tra le varie parti del tessuto sociale. Questo è un messaggio importantissimo che è stato lanciato e mi pare che l'abbiano raccolto immediatamente, anche perché il servizio civile, non dimentichiamo, ritornando all'obiezione alla nascita come obiettori di coscienza, deve comunque mantenere e deve essere veicolato all'interno di quei principi di pace e di difesa della libertà, che può essere difesa della libertà attraverso l'impegno sociale nell'ambiente, nella parità di genere e in tutte le varie tematiche. Quindi l'importante è la consapevolezza che questi ragazzi sono, vorrei dire, determinanti per il futuro ed è un'occasione per togliersi dall'anonimato sociale, avere delle opportunità di visibilità, di conquistare la loro autonomia e predisporre il loro progetto di vita. Certo, su tematiche peraltro di strettissima attualità e di grandissima importanza. Allora io ringrazio davvero per essere state con noi Paola Roma, Presidente dell'Associazione Comuni della Marca Trevigiana, e Anna Corò, Presidente di Volontari Insieme. Vediamo ancora se in questi ultimissimi giorni che mancano al 15 di febbraio per ultimare le adesioni continuerà questo trend positivo, fortunatamente in controtendenza, che si sta verificando appunto in provincia di Treviso. Noi ora andiamo con il nostro Lucio Zanato a Conegliano perché giovedì sera c'è stata la premiazione, anzi venerdì sera, chiedo scusa, c'è stata la premiazione dei volontari della protezione civile, continuiamo quindi a parlare di volontariato, dei volontari della protezione civile che sono stati impegnati negli interventi di soccorso alla disastrosa alluvione che si è verificata lo scorso maggio in Emilia Romagna. Sentiamo le parole che ha dedicato ai volontari del Veneto il sindaco, uno dei sindaci appunto, il sindaco di Solarolo, uno dei sindaci appunto dei comuni maggiormente colpiti dall'alluvione. Sentiamo. Stefano Bricolani, sindaco di Solarolo, la sua esperienza con la protezione civile del Veneto. La mia esperienza è stata un'esperienza che non avrei voluto fare, ma che è stata meravigliosa dal punto di vista umano e di quella che è stata l'impatto professionale e di rispetto che c'è stato nell'intervento immediato, perché come diceva prima la nostra dirigente erano stati preallertati, quindi di fatto noi il secondo giorno dopo l'invasione dell'acqua, quando ancora il paese era sommerso, sono entrati nel nostro comune i primi responsabili per logisticamente preparare gli interventi e già dal mattino successivo sono iniziati gli interventi. C'è stata una collaborazione, ma soprattutto ci siamo sentiti un po' guidati, perché in quei momenti si perde un po' di lucidità quando si vede il proprio paese dove si è vissuto per 60 anni, fin dall'infanzia, così devastato, così come dire, rovinato. Non è facile reagire, ci si sente un po' come sull'orlo di un ponte, da una parte c'è un precipizio e dall'altra c'erano i vostri volontari che ci tenevano la manina e ci tenevano orientati verso il lato da cui non cadere, perché... È ancora emozionato? Sì, sono ancora emozionato. Quando parlo con qualcuno dei vostri io ho ancora in memoria nel mio telefonino funzionari responsabili con cui nelle settimane abbiamo collaborato e che partecipavano tutti i giorni alle nostre riunioni del COC per decidere il piano d'azione, e sì, per me è ancora un'emozione, una cosa che probabilmente non dimenticherò tutta la vita. Senta sindaco, ma quando si sono presentati, come se li ricorda il primo momento che li ha visti? Io mi ricordo che il giovedì da noi l'alluvione praticamente è arrivata, l'acqua è arrivata martedì notte e è arrivata al livello massimo praticamente all'inizio fra il mercoledì e il giovedì. E il giovedì pomeriggio, in una situazione di caos totale del paese, con i mezzi di soccorso che ancora dovevano mettere in salvo tutte le persone, perché c'erano persone annidate ai piani superiori nelle soffitte perché avevano i piani sotto pieni di acqua, o comunque anche persone con magari non facili condizioni di deambulazione o altro.
la prima persona che aveva è stato Francesco, che è un funzionario del comune credo dirigente del comune di Venezia, che mi si è palesato con grandissima calma e rispetto, si è presentato, mi ha detto chi era, mi ha chiesto a che ora avremmo fatto il COC, cioè la riunione serale, e mi ha detto domattina ho 65 uomini. E quello è stato per me come trovare quel minimo di forza, dire ok, ci rimettiamo in pista, lavoriamo e usciamo da questo disastro. E quello poi, diciamo, è stato da lì in avanti un continuo susseguirsi di tantissime persone. Noi abbiamo toccato credo una punta massima di 195 volontari presenti nel nostro paese, che erano uno staff che è stato veramente molto bravo. Siamo uno dei paesi che forse per quello, io l'ho detto tante volte, non è perché sono qui, l'ho detto tante volte nella mia regione, noi abbiamo avuto una presenza della regione Veneto così massiccia e professionale che ci ha fatto uscire un po' prima di altri, quindi fare bella figura, se vogliamo, da quella che era la situazione emergenziale iniziale. Cioè abbiamo ripulito veramente il paese in un tempo quasi record. Ecco, questa esperienza cosa ci deve insegnare a tutti, non solo a voi come paese, ma a noi come Veneto, ma a tutta l'Italia? Deve insegnare tante cose. Allora, la prima che viene da dire è ovviamente che la prevenzione non basta mai, cioè che bisogna essere preparati anche a quello che si pensa non possa mai accadere, perché onestamente il nostro territorio qualche cosa di quel genere non l'aveva vissuto, cioè quantomeno nella mia esistenza, nel dopoguerra, non c'è traccia di qualcosa che nemmeno assomigli a quello che è successo. E quindi in ogni caso bisogna comunque prepararsi a saper quantomeno limitare i danni e a poter essere in fase preventiva più efficaci di quello che magari siamo riusciti a essere. Punto secondo, come ho detto nell'intervento, che l'individualismo che sta un po', secondo me, sporcando la società attuale è perdente, perché queste situazioni ci fanno capire di quanto abbiamo bisogno gli uni degli altri e nei momenti di difficoltà l'uomo sa essere migliore di quanto magari non lo sia nella normalità, quando è un po' più egoista, un po' più guarda l'orticello di casa propria, come diciamo noi. E l'altra cosa è che, come sempre, quando qualcuno è un po' più preparato di te devi guardare come fa le cose. In questo caso, con molta umiltà, dobbiamo dire che la nostra regione credo debba guardare la vostra come un esempio. Ecco, per ultimo finiamo un po' sorridendo. Voi siete il paese di Laura Pausini. Cosa ha detto Laura Pausini quando è arrivata l'alluvione e quando sono arrivati i nostri a pulirgli casa? Perché mi pare di capire sono entrati dentro lì. Sì, con lei abbiamo un rapporto quotidiano. Nel momento dell'alluvione mi mandava messaggi ogni 10 minuti per sapere cosa succedeva, quindi un'attenzione che non era alle sue cose, mi raccomando, cioè era veramente agli amici, alla popolazione, che cosa lei si sentiva, mi ricordo che mi scrisse cosa posso fare da Roma, in quel momento ovviamente. Lei ha avuto quella che è la sede del fan club dove abitava da ragazzina, fortemente danneggiata, fra l'altro stavano facendo dei lavori di ristrutturazione che sono andati persi per creare un museo che però fra qualche tempo sarà comunque pronto perché è stato ripristinato. Poi c'era l'altra casa che era quella dove ha vissuto i primi anni della vita, che anche quella, anzi quella ancora di più, è stata danneggiata perché era una parte del paese dove l'acqua è arrivata a 1,5 metri circa. Però tutto questo adesso verrà ricostruito. Tutto questo verrà ricostruito, ci vorrà un po' di tempo, le risorse economiche fino adesso sono più che altro frutto della generosità anche in questo caso, che viene sia da soggetti importanti come gruppi bancari piuttosto che gruppi televisivi, ma anche molto da tanti piccoli paesi, associazioni che hanno fatto raccolte e hanno inviato il loro aiuto, tant'è che noi abbiamo un piano delle opere di quest'anno che con pochissime risorse pubbliche che ci sono arrivate ha già messo in campo circa 5 milioni di opere per la ricostruzione, che vengono tutte da risorse proprie e degli aiuti che sono arrivati da fuori. Insomma, è molto ambizioso, mentre la terra non sarà facile. Possiamo concludere dicendo che con la vostra esperienza si può dire che l'unione fa la forza? Assolutamente sì, questo appare quasi semplice, scontato, una cosa quasi banale da dire, però è così.
Ecco, allora grazie a Lucio Zanato per questa intervista che ha messo in luce la preziosa attività dei volontari del Veneto in eventi appunto calamitosi come è stata appunto l'alluvione in Emilia Romagna. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi parleremo di Carnevale in quest'ultima domenica di festa. Saluto intanto il nostro prossimo ospite, Redo Rezzo, che è presidente di Carnevali di Marca. Grazie per essere con noi. Noi ci fermiamo appunto per pochissimi istanti di pubblicità. A tra poco. Eccoci di nuovo in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali, la pagina dedicata al Carnevale. Qui con me in studio Redo Rezzo, presidente di Carnevali di Marca, con il quale parleremo di come sta andando il Carnevale in provincia di Treviso in vista della grande sfilata dei carri mascherati che ci sarà appunto martedì e che noi di Antenna 3 manderemo in onda in diretta. Ma apriamo ora una finestra su Venezia perché abbiamo in collegamento telefonico il nostro Lorenzo Maier per raccontarci come sta andando in Laguna quest'ultima domenica di Carnevale. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno Marta, buona domenica a te e ai nostri telespettatori. Ecco, com'è la situazione a Venezia? Diciamo che oggi è una giornata importante perché siamo ormai dall'inizio del weekend nel clou del Carnevale e il tempo meteo sta graziando la festa, nel senso che il Mose, come previsto, è entrato in funzione anche questa notte e ha tenuto all'asciutto Venezia e di conseguenza anche Piazza San Marco, che è un po' il cuore della festa con il suo parco. Ci sono turisti, ci sono bellissime maschere in giro, è anche l'occasione del Carnevale diffuso nei campi, la festa per i bambini e ovviamente ci sono anche gli eventi mondani un po' a impreziosire questo Carnevale come sempre. Ieri sera c'è stato probabilmente l'evento più atteso di tutta la kermesse che abbiamo raccontato, l'attesa anche nei giorni scorsi con la nostra Ilaria Marchiori, il ballo del Doge. Ecco, il ballo del Doge, aspetta un attimo Lorenzo perché chiedo alla regia di mandare in onda le immagini perché abbiamo delle immagini molto belle anche del ballo del Doge girate proprio ieri sera, eccole qui, le vedo nel preview. Prego Lorenzo, a te. Il ballo del Doge che ha visto 500 ospiti internazionali alla Scuola Grande della Misericordia, uno dei luoghi più importanti, più prestigiosi della città, che si sono così incontrati su questo tema, l'ossessione del Carnevale, ovviamente un'ossessione positiva, come ha sottolineato anche l'ideatrice Antonia Sauter, quella di portare gioia in un momento in cui il mondo ha bisogno di gioia, di allegria, di pace, di divertimento, e l'evento non ha tradito le attese. Tra gli ospiti tantissimi che erano presenti dobbiamo ricordare Alba Parietti, che era stata annunciata, l'attrice Violante Placido, un parterre veramente importante. Lo scorso anno, ricorderete, l'ospite era stata l'ospite d'onore, la divina Federica Pellegrini, che ovviamente quest'anno è in maternità affaccendata in cose molto più importanti, per cui non è potuta essere presente, ma veramente un evento che segna un po' quello che è l'incontro mondano anche del Carnevale, le feste nei palazzi. A proposito di questo, domani sera alle sale Apolline del teatro, Gran Teatro della Fenice, ci sarà un altro evento che è molto atteso e che poi segnerà proprio la conclusione martedì del Carnevale, l'elezione della Maria. Queste 12 Marie che sono state tra le protagoniste di questo Carnevale, che poi martedì nel clou, nell'ultimo giorno di Carnevale, la Maria vincitrice verrà presentata in Piazza San Marco con tutti gli onori del caso. Oggi ancora spettacoli, ancora eventi diffusi in città, anche per un po' così preservare la piazza San Marco dalle grandi foglie, e per i cantieri che ci sono è stata fatta una scelta
da parte di Vera, dell'amministrazione comunale, quella di diffondere un po' il carnevale, di lasciare certamente la piazza San Marco come uno dei luoghi più belli, più importanti, ma di non concentrare tutti gli eventi. E ci sarà probabilmente anche nei prossimi giorni, finito il carnevale, anche un recupero dei carri allegorici a Lido, a Campalto, in terraferma, perché questi eventi il sindaco e Luigi Brugnaro e lo staff del carnevale ha promesso che verranno comunque fatti quest'anno, magari a metà Quaresima o giù di lì, per cui un carnevale prolungato. Benissimo, io ti ringrazio Lorenzo, grazie mille con queste belle immagini del ballo del Doge, ti salutiamo. Grazie Lorenzo, buon lavoro. Grazie. Dalla laguna allora noi torniamo in terraferma, veniamo a Treviso per continuare a parlare di carnevale con Redo Bezzo, presidente di Carnevali di Marca, che appunto sta seguendo l'organizzazione di tutta una serie di eventi che si stanno organizzando un po' in tutta la provincia, no? Dalla Pedemontana fino ad arrivare al clou martedì con la sfilata dei carri a Treviso. Tra l'altro per la giornata di oggi purtroppo le previsioni meteo poco favorevoli hanno costretto al rinvio di alcune sfilate. Sì, intanto buongiorno a tutti, ringrazio anche per il gentile invito appunto di essere qui per appunto aggiornarvi sulla situazione del carnevale della Marca, i carnevali di Marca. È vero, questo fine settimana purtroppo per le avverse condizioni meteo abbiamo dovuto rinviare due sfilate, quelle di Vittorio Veneto al 25 di febbraio e Zenson di Piave sabato sera 24 di febbraio. Comunque il calendario si allunga ma comunque mantiene i suoi contenuti. Purtroppo è stata annullata la sfilata di Susegana che era da tenersi ieri e Roncade, che fa parte sempre del nostro calendario, viene posticipata martedì sera. Però comunque nulla è perduto, ci sono tante sfilate ancora in programma, soprattutto Martedì Grasso, dove abbiamo il clou appunto delle sfilate Martedì Grasso con le sfilate di Conegliano e di Treviso, che appunto abbiamo anche la possibilità della diretta della sfilata appunto grazie ad Antena 3, poi anche c'è una coda nel prossimo fine settimana con altre sfilate a Sernaglia e anche a Fara di Soligo. Ecco, peraltro comunque quest'oggi sono in ogni caso previsti degli eventi, a Treviso per esempio sono previsti degli eventi per le famiglie, per i bambini, tra l'altro insomma in pianura tutto sommato per fortuna il meteo ha un po' graziato, no? Rispetto a quello che era previsto inizialmente, per cui per tutti coloro che ci stanno ascoltando, no? In questo momento ci sarà comunque la possibilità di divertirsi e soprattutto di far divertire i più piccini. È vero, la Pedemontana è più nuvolosa, addirittura le previsioni danno anche qualche goccia di pioggia nel pomeriggio, però nella pianura, la bassa appunto provincia di Treviso, appunto centro storico di Treviso compreso, abbiamo addirittura qualche spiraglio di sole. E infatti vi confermo che oggi, da stamattina, i miei del direttivo, Nicola Rigoni, la Silvia Sartorella appunto, che sono i primissimi organizzatori responsabili appunto del Carnevale Trevigiano, sono lì alla Loggia dei Cavalieri, perché lì alla Loggia dei Cavalieri, essendo coperta, ci sono degli spettacoli e anche i giochi di una volta appunto per i bambini, e quindi essendo coperto lì era stato confermato al 100%, però visto che il tempo abbiamo anche avuto, abbiamo mandato prima un messaggio il mio vice e abbiamo anche qualche artista di strada che era stato preallertato, e quindi venite pure adesso anche a Treviso nel pomeriggio, speriamo che il tempo tenga ancora e quindi possiamo all'ultimo momento offrire qualche spettacolo con artisti di strada.
Ecco, in questo carnevale diciamo un po' più corto del solito, perché quest'anno insomma Sì. viene molto prima la Pasqua, di conseguenza sono stati anticipati anche tutti i festeggiamenti del carnevale, ma comunque ci ha già regalato degli eventi che vi hanno dato parecchia soddisfazione, no? nelle settimane precedenti, con delle sfilate. Abbiamo anche le immagini da far vedere, che effettivamente hanno attirato tante persone e hanno avuto appunto un notevole riscontro. Grazie, è vero, confermo. Magari magari approfitto do anche qualche numero, insomma, quindi siamo partiti il 20 di gennaio addirittura, abbiamo fatto la conferenza stampa e alla mattina e al pomeriggio siamo già partiti con le sfilate a Pieve del Grappa. Insomma, quest'anno abbiamo messo via il panettone e tirato fuori subito le frittelle. Subito le frittelle, perché appunto, come giustamente ricordava, il calendario del carnevale appunto quest'anno è corto, 13 febbraio, martedì grasso, ma però per questo motivo abbiamo dovuto anche un po' sforare al primo sabato e domenica della settimana successiva, magari come il calendario gregoriano, come facciamo come i milanesi che finiscono il carnevale il sabato successivo. Comunque, dicevo, siamo a poco più di metà del nostro calendario e abbiamo la volata finale con martedì grasso. Abbiamo avuto molta soddisfazione nelle varie sfilate appunto che si sono susseguite dal 20 di gennaio fino appunto a domenica scorsa, insomma, con grande afflusso di pubblico, soprattutto anche delle famiglie, riconoscenza da parte anche delle amministrazioni comunali, quindi che da tanti anni ormai fanno parte e si sostengono, compresi anche i nostri sponsor, e quindi che danno appunto la possibilità di offrire questi spettacoli rinnovati e anche dal punto di vista anche della sicurezza, poi magari ne parliamo un attimo in maniera più diffusa. E quindi questo è una soddisfazione sempre maggiore che ci spinge appunto ad andare avanti, insomma, nella proposta del carnevale nella provincia di Treviso. Ecco, perché vogliamo anche ricordarlo, no? Cioè, dietro questi momenti di festa e di gioia c'è un lavoro che dura quasi tutto l'anno, no? Perché non è certo semplice organizzare tante manifestazioni, organizzare eventi di questa portata. Quindi, insomma, vuole un po' raccontarci quello che c'è dietro il carnevale, la macchina organizzativa che sta dietro, quante persone ci lavorano, come funziona? Perché è un impegno non da poco, eh? È un impegno extra lavorativo, perché tutti noi, l'associazione Carnevale di Marche è composta da 9 elementi del direttivo, in più ha una trentina, siamo una trentina in totale, con una ventina di collaboratori stretti, appunto, che collaborano con noi in vari ruoli. E quindi questo comporta un impegno lavorativo per portare appunto dal punto di vista contenuto artistico, organizzativo, sicurezza, tutto quanto, tutto fatto in maniera adeguata, anche perché non siamo solo noi siamo solo gli organizzatori che cercano di mettere in piedi un'organizzazione di un calendario che parte lavorando da settembre. Partiamo a settembre con le prime riunioni, con i primi appunto accordi con le amministrazioni comunali, con le Proloco, perché non ho citato tutte le varie sfilate che noi organizziamo, sono 22, 12 organizzate direttamente dall'associazione e un'altra decina organizzate dalle varie Proloco con le quali ci interfacciamo e andiamo a coordinare assieme, vi dico appunto, un centinaio tra carri, gruppi e associazioni. Noi abbiamo una database addirittura di 150 gruppi in totale, 150 contatti, appunto per riuscire appunto a dare un numero adeguato di partecipanti alle varie sfilate. E quindi dicevo 22 comuni che sono interessati dal nostro calendario, 9.000 figuranti che appartengono appunto ai vari gruppi. E in più abbiamo avuto anche in programma 5 eventi per famiglia, Breda di Piave per esempio, dove appunto ormai da 2 o 3 anni anche lì collaboriamo, e poi gli eventi collaterali, tra virgolette, per famiglie, previsti a Vittoro Veneto, poi anche a Treviso e in qualche altra città. Quindi questo è però un altro aspetto importante che vorrei ricordare sono appunto i gruppi, i carri, i figuranti. Loro sono veramente da ammirare e da applaudire, mi raccomando, alle nostre sfilate, anche alle prossime di
Conegliano e anche di Treviso, applauditeli, sosteneteli, perché senza di loro non saremmo qui a parlare di carnevale, a fare trasmissioni oppure a fare un calendario. Perché sono davvero migliaia di persone che dedicano ore e ore e ore del proprio tempo per realizzare questi carri bellissimi che vediamo. I costumi, i balletti. Le coreografie, perché certo c'è tutto un lavoro dietro. Un lavoro, e poi i vari professionisti o quelli che vanno a certificare, perché i nostri carri, facciamo un piccolo passaggio sulla sicurezza, ognuno ci porta una serie di attestati, di dichiarazioni di conformità da parte dei periti per quanto riguarda anche il movimento delle strutture, cosa che viene richiesta dalle autorità di pubblica sicurezza, la questura e anche la prefettura. Dicevo prima fuori onda, abbiamo passato mercoledì mattina con un tavolo tecnico in prefettura alle 10:30, alle 12:30 eravamo in questura appunto per fare il punto e vagliare tutte le prescrizioni appunto che il questore ci aveva dato. Perché chiaramente è ovvio che la sicurezza viene prima di tutto. Viene prima di tutto perché, come diceva anche il dottor Belmonte, che appunto era presente alla riunione, diceva è una sfilata di carri mascherati ed è assurdo che qualcuno si faccia male. Certo. Dobbiamo fare in modo che tutto vada per il verso giusto e quindi vi stiamo dando tutte le indicazioni. Poi magari ne parlerò delle novità, parliamo poi delle novità anche di Treviso. Infatti era proprio adesso che volevo arrivare a questo, il tema caldo, no? del Carnevale di Treviso con la sfilata del Martedì Grasso, un momento tanto atteso che è arrivato, è tornato ad essere completo l'anno scorso dopo gli anni del Covid, e che quest'anno ritorna con delle novità, no? Quali sono? Novità abbiamo soprattutto il fatto che il clou quest'anno sarà col palco, viene montato alla fine delle mura, tra virgolette, volgarmente parlando, alla fine a metà dove c'è la curva di Viale Dalviano, mi pare si chiami, appunto, quella via, appunto alla fine delle mura, appunto per accogliere i carri alla fine proprio di quel passaggio rettilineo bello, grande, appunto tutta la gente sta anche sulle mura appunto per applaudire. È anche particolarmente panoramico perché stando sulle mura le persone possono ammirare l'intera sfilata. Infatti, no? E anche la giuria che sarà appunto sul palco avrà modo di vedere ancora meglio, anche prima dove gli altri anni era posizionato al Duomo, però quest'anno è stato deciso in questo modo, in coordinamento appunto con le direttive della questura, dove appunto avremo anche dei passaggi. Parlando anche dell'aspetto della sicurezza, abbiamo per la prima volta 3 chilometri di transenne, appunto per mettere in sicurezza il pubblico, in modo che non ci sia appunto il minimo rischio durante il passaggio dei carri, sbagliati con decine e decine di volontari che vanno a sorvegliare questo aspetto. E un'altra novità è quella della presenza, non abbiamo un solo premio, la giuria non conferirà un solo premio al miglior carro della sfilata, tra parentesi abbiamo 25 tra carri e gruppi partecipanti, quindi un buon numero, 18-19 carri veri e propri e poi 6 gruppi a piedi mascherati, provenienti da tutto il Veneto. Abbiamo anche un gruppo tra virgolette straniero dominicano, una sorpresa, ecco, per esempio. E quindi la giuria non conferirà, oltre a questo premio classico, anche il premio al miglior gruppo mascherato e anche la migliore coreografia. Quindi questa è un'altra piccola novità che andiamo a portare. Quindi insomma 3 premi fondamentalmente, 3 premi quest'anno. Miglior carro, miglior gruppo e miglior coreografia. Migliore coreografia appunto E questo sono le 2 o 3 novità. Il percorso sostanzialmente rimane simile, praticamente identico a quello dell'anno scorso, degli ultimi 2 anni. Si conclude la parata, la sfilata sempre al Duomo, davanti a Piazza Duomo, e da lì defluiscono e vanno appunto al disallestimento, al parco, per disastellire i carri in totale sicurezza. Partenza come sempre in piazzale Burchiellati, giusto? Me l'ero dimenticato, ma lo do quasi per scontato. Partenza ore 14:15, massimo 14:30.
da Piazzale Burchellati, appunto i carri, tanto per dare un'altra piccola notizia, vengono noi chiamiamo massamento, si dice così. Come gli alpini, come le truppe degli alpini. Anch'io sono alpino, quindi lo utilizzo in maniera proprio diretta, presso il comando della polizia locale, che c'è un grande parcheggio, anche lì allestiscono. Quindi al Foro Boario, diciamo, ci sarà l'ammassamento, chiamiamolo così. Fanno l'allestimento e poi vengono scortati, grazie appunto all'aiuto della polizia locale, alla nostra Giuliana, che è bravissima in questi aspetti, non solo. Colonna portante di tutti gli eventi organizzati, disponibile, professionale e molto precisa. Li scorterà a gruppi, appunto, a Piazzale, non ricordo, quello un po' prima di Piazzale Burchellati, per poi da lì partire incolonnati, già secondo una lista che abbiamo già predisposto, per appunto dare appunto a tutto il pubblico, che speriamo, ci aspettiamo numeroso, visto anche il tempo, mi raccomando il tempo, oggi già qualcosina è positivo, ma già per martedì sicuramente sarà soleggiato e quindi sarà una bellissima giornata. E quindi sarà perfetto. Allora l'appuntamento è per il martedì grasso. Naturalmente tutti coloro che non saranno presenti potranno seguire il Carnevale di Treviso su Antenna 3 con la nostra diretta, una lunga diretta che seguirà tutta la manifestazione in onda a partire dalle 14. Quindi io la ringrazio davvero per essere stato con noi quest'oggi ed averci dato questa anticipazione, questo assaggino, insomma, di quello che sarà il momento clou della sfilata. Della sfilata, sì, perché voglio ricordare appunto che per chi appunto abita in Pedemontana, martedì grasso c'è la grande sfilata anche di Conegliano, che parte appunto alle 14 per Piazzale San Martino, dove lì appunto abbiamo 19 carri presenti e qualche gruppo a piedi, quindi abbiamo un martedì che è davvero concentrato di eventi. E coinvolge i cittadini di tutta la provincia, a Treviso e anche a Conegliano. Grazie ancora Reddo Bezzo, presidente di Carnevali di Marca. Ricordatevi la diretta su Antenna 3 a partire dalle 14 per vedere la sfilata dei carri di Treviso. Noi ora dalla pianura andiamo in montagna, saliamo sulle vette di Arabba con un'iniziativa di solidarietà, un'iniziativa che ha visto consegnare 4 carrozzine per disabili ad altrettanti rifugi presenti nel comprensorio di Arabba Marmolada da parte di Camminare per la Vita, guidati dall'ex campionessa Deborah Compagnoni. Vediamo. Da Treviso ad Arabba, con un'iniziativa di solidarietà e libertà, consegnate 4 carrozzine ed un monorelli per disabili al comprensorio sciistico Arabba Marmolada. Gli organizzatori di Camminare per la Vita, guidati dall'ex campionessa Deborah Compagnoni, sono tornati sulle Dolomiti con questa nuova donazione che vuole contribuire a portare anche in montagna i valori di Camminare per la Vita, la passeggiata evento che si svolge a Treviso nel mese di settembre. Un progetto importante che consente alle persone con disabilità motoria non solo di sciare ma anche di poter accedere ai rifugi e a tutti i servizi, riuscendo così a trascorrere una giornata sulla neve come tutti gli altri. Sono 5 ausili in tutto che consentiranno alle persone con difficoltà motorie di poter accedere a tutte le strutture poste sia di risalita e poste lungo le piste da sci, quindi poter sciare in libertà, accedere alla struttura ricettizia, una volta tolto la scocca e il monosci, poter accedere ai servizi igienici, banalmente al bar, poter bere un caffè al caldo, senza bisogno di alcun altro aiuto. Un progetto fortemente voluto da Deborah Compagnoni che con Camminare per la Vita, dopo tante iniziative dedicate a progetti di assistenza, cura e ricerca in ambito pediatrico, ha deciso di puntare anche su questo nuovo progetto. I nostri obiettivi da sempre è quello di aiutare e curare i bambini nelle malattie difficili, nelle malattie oncologiche e siamo sempre rimasti in ambito pediatrico, nella cura e nella ricerca. Questo è un progetto nuovo che abbiamo veramente voluto perché comunque Sciare per la Vita, che è l'associazione che ha a capo anche di Camminare per la Vita,
parla di sci. Il nostro sogno è di portarlo comunque a conoscere il più possibile, ma anche portarlo verso Cortina, dove ci saranno le prossime Paralimpiadi e noi siamo i promotori di questo. Commozione nelle parole di Carlo Costa, storico maestro di sci ad Arabba per 40 anni, fino all'incidente che lo ha costretto in carrozzina nel 2011. Dopo il primo anno che è stato durissimo accettare la disabilità, gestirla anche, è stata durissima e ho voluto cominciare a sciare anch'io. Però il problema era il problema che poi mi sono battuto di qua e di là perché non c'era la possibilità di fare il trasbordo dalle piste all'impianto, oppure no. Adesso che ho visto qua mi sono venute le lacrime. Meraviglioso. No, sono scappate le lacrime perché dico guarda, finalmente qualcuno ha pensato che i disabili. Ed è tutto per questa edizione, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi lascio alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci, buon pomeriggio. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Perturbazione ancora in atto sull'Italia. Ci attende una domenica 11 febbraio all'insegna del brutto tempo. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto la giornata sarà contraddistinta dalla pioggia, cielo molto nuvoloso con precipitazioni diffuse, localmente moderate, più sparse e intermittenti dalla serata. Temperature stazionarie o con locali variazioni, minime tra 5 e 9 gradi, massime tra 9 e 13 all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui molte nubi con piogge in genere moderate o abbondanti, in particolare a est, nevicate oltre i 1200-1500 metri circa sulle zone alpine più interne. Temperature minime tra 7 e 9 gradi, massime sui 10-13 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. Anche qui prevarranno le nubi con precipitazioni un po' dappertutto. Temperature minime tra 7 e 8 gradi, massime sugli 11 all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna.